Eccoci. Buongiorno amici ed tutti, amiche di Sportissimo Channel. Esatto. Ma non ci ferma più nessuno, perché iniziamo dicendo subito che promuoviamo quello che faremo, no? E cosa facciamo? Tra un mesetto andiamo a visionare da vicino Calcio 5, anzi se qualcuno, già lo diciamo adesso, volesse... In alto a sinistra ci sono i link del nostro canale YouTube e Instagram, quindi chi volesse potrebbe iscriversi ai nostri due canali, in particolar soprattutto modo, YouTube, esatto. Ragazzi, perché lì faremo un po' di dirette. E dicevo, se qualcuno volesse poi che noi due, questi due personaggini, insomma, volesse una cronaca da parte nostra del match, ben venga, insomma, ecco, ne parliamo. Diciamo che questo è un discorso molto più profondo, più avanti. Allora attenzione, intanto noi seguiremo i falchetti, quindi seguendo a Morsano il tagliamento, esatto, possiamo dirlo, le partite si giocheranno lunedì, quelle in casa, e noi, se volete seguirci su YouTube, quindi dovete iscrivervi al nostro canale, quindi andate sui link per partecipare, vedere le dirette, tutto quanto e quant'altro. Detto questo, adesso veniamo a quello che è successo. Questo personaggino qua, lo dico due volte, pensava di aver vinto il Gazette, ma in realtà no, non ha vinto perché ieri abbiamo fatto una prova, no? Ho fatto una prova, ho detto vediamo chi indovina il risultato, non il segno, perché devo dire la verità, questo gli va dato merito, aveva azzeccato nel nostro gruppo, no? Quello dei pronostici, perché facciamo anche i pronostici, come andate a vedere. E quindi ha azzeccato che l'Italia di calcio avrebbe pareggiato poi con la Macedonia del Nord, e qua ti lascio commentare, visto che l'hai azzeccato. Perché... No, era semplice, nel senso, azzeccare un pareggio, perché siamo alla prima partita di Spalletti, non conosce ancora i giocatori, troppo presto, insomma una serie di cose, convocazioni, vabbè, insomma, non proprio perfette, probabilmente non erano tutti disponibili come voleva lui. Abbiamo avuto anche l'infortunio di Chiesa. Ma sì, tutto quello che vuoi, certamente, però era prevedibile, no? Visto i precedenti comunque con la Macedonia, che non abbiamo saputo mangiare bene. Non la digeriamo tanto, niente purtroppo. Vabbè, peccato, comunque... perché di solito Macedonia. No, a me la cosa, se posso dire brevemente, che mi è dispiaciuta è che riesci a trovare il vantaggio, no? Dopo aver preso un palo con Tonali che bisogna segnare, perché sei uno contro il tuo portiere, devi segnare. Bene, poi rischi di prendere il gol, che ci ha graziato con un colpo di testa finito a lato, poi andiamo in vantaggio e lì dobbiamo ma non sarà il momento, 2-0. Non sarà il momento di mettere in panca un certo Donna più Rumma? Non lo so. Questo l'errore è piuttosto grave. Ecco, voglio dire, è arrivato il momento di dire basta, forse, perché sono finiti c'era Meret, c'era addirittura Vicario. Sono finiti bonus, Va bene, veniamo al tennis. Oggi c'è una partitona. Ieri però, se siete stati attenti, avete seguito fino a poco dopo la mezzanotte. Esattamente, c'è stata la finale del femminile, Sabalenka contro l'americana Goff, che ha vinto incredibilmente in recupero, perché aveva perso il primo set e poi invece è riuscita a vincere il secondo e il terzo set abbastanza agevolmente. Il terzo set devo dire che vinceva 4-0, poi c'è stato la un piccolo Sabalenka è ritornata sotto, ha cercato di recuperare, però poi non c'è stato niente da fare. C'è da dire che tutto il pubblico era per la Goff. Beh, naturalmente è in America, però primo torneo del Grande Slam che vince la Goff, e a un'età, insomma, diciamo molto giovane. E se non erro, Max veniva dall'onda dell'entusiasmo di Cincinnati. Aveva vinto anche quel torneo lì, per cui era prevedibile, no? Che fosse tra le favorite. Esattamente. Però sicuramente quello che accade domani è importante, perché la Sabalenka, nonostante la sconfitta, diventerà numero uno del mondo. E la Coco Gauff invece numero 3 del mondo. Esatto. Sarà proprio subito dopo dietro la Sabalenka e la Swiatek. Esatto. E quindi poi tra l'altro ci sarà un nuovo numero 1 del mondo, che è Novak Djokovic, che affronterà questa sera alle 22, diretta Super Tennis sul 64, contro Medvedev, il russo Medvedev. Che, attenzione, l'ultimo precedente, se ben ricordo, è favorevole al russo, certo. Perché c'era un certo Djokovic che cercava il Grande Slam, che è successo solo 2 volte ad un certo Rod Laver negli anni 60, e invece è successo che quella volta non riuscì a fare il grande slam. Però anche quest'anno non potrà, perché Wimbledon l'ha perso proprio in finale contro Alcaraz. Alcaraz, che purtroppo è stato un po' ridimensionato dalla sconfitta, secondo te? Beh, un pochino sì, onestamente. O è successo qualcosa, nel senso che magari era stanco, tutto quello che vogliamo, però
l'ultimo Alcaraz che ho visto, nelle ultime partite mi sembrava quasi imbattibile, eppure questo Medvedev ha dimostrato che non è impossibile. Tra l'altro un Medvedev che ha voluto fare un po' di polemica subito dopo la partita con Rublev, parlando delle condizioni atmosferiche che erano quasi proibitive per poter fare una partita in quegli orari. Prima o dopo morirà qualcuno in campo, è stato sì, un po' troppo forse. Forse forte, però alla fine sai, devi dare il messaggio. Ricordo a tutti quanti che nelle partite che ci sono non mettono mai la bandiera russa, perché naturalmente quindi non viene segnalato che Medvedev è russo, soltanto verrà segnalato che Djokovic è serbo, perché sappiamo tutti per quale motivo, insomma, non viene segnalato nel circuito, che va avanti. Nel circuito. Detto questo, e c'è tanto sport, perché è vero che ieri c'è stata l'Italia, oggi proseguono le qualificazioni europee, martedì giocheremo contro l'Ucraina. E comunque l'Inghilterra ha pareggiato con l'Ucraina. Esatto, infatti l'Ucraina sarà il nostro prossimo avversario. Tenete sotto controllo il canale perché faremo un regalo anche stavolta. 3-0, questa volta io metto 3-0 per Sì, però devi commentare, come tutte le persone. Ho già commentato, 3-0 per noi. Sì, no, devi commentare, metteremo un reel, quindi su Facebook e su Instagram, dovrete commentare, e chi azzecca, il primo che azzecca, perché se sarà più di uno, solo il primo che azzecca il risultato giusto, corretto della partita, vincerà un nostro gadget da noi offerto, e quindi vedrete anche qual è, ma lo faremo un video apposito. Questo per quanto riguarda il calcio. Poi dobbiamo parlare anche di basket, perché quest'oggi alle 2:40 ci sarà la finalissima tra Serbia e Germania del mondiale, quindi tutta europea. Di conseguenza queste due squadre sono qualificate di diritto alle Olimpiadi. Ieri l'Italia ha concluso ottava perdendo con la Slovenia di Doncic di 4, 89-85. Grande prova di Doncic, ma ha sfiorato la tripla doppia, lo dicevamo ieri nella bellissima e lunga diretta, perché se andate a recuperarla sono 37 minuti di passione, ma abbiamo parlato anche di calcio 5, come dicevamo all'inizio, sarà per noi un appuntamento abbastanza ricorrente in questa stagione 2023-2024, quindi teneteci d'occhio, le squadre di calcio 5, se volete partecipare come ha fatto Francesco ieri, ben venga. Esatto. E non c'è solo basket, c'è anche la pallavolo, non l'avevamo annunciato ieri, ma ve lo diciamo adesso, ha vinto facile contro la Macedonia del Nord 3-0, sarà credo mercoledì contro l'Olanda, il quarto di finale di questo europeo di volley. Prosegue anche la Vuelta di Spagna, oggi dovrebbe essere una tappa senza scossoni di classifica, ieri ha vinto Evenepoel, il belga che aveva avuto una crisi il giorno prima, rimane in testa, maglia rossa, Kuss l'americano, secondo Roglic, quindi tornando alla Slovenia, e terzo posto c'è un certo Vingegaard che ha vinto il Tour de France, quindi ultima settimana, quella che inizia da martedì, perché domani c'è la giornata di riposo. Questo per quanto riguarda il ciclismo. E abbiamo forse da dire qualcosa inerentemente alle moto, perché è ritornato Pecco Bagnaia dopo l'incidente di domenica, terzo posto nella sprint, però Jorge Martin ha rubato, vincendo la gara sprint, altri 5 punti, quindi 45 sono i punti di vantaggio di Pecco Bagnaia. Vedremo oggi alle 2 dovrebbe essere la gara, se non ricordo male, della MotoGP. Quindi anche motomondiale a Misano, quindi è un gran premio che è qua vicino, diciamo, tra virgolette. E questo per quanto riguarda i principali eventi. Parentesi sul rugby, se vuoi dire cosa è successo ieri. L'Italia la nazionale ha vinto. vinto. Devo dire che era fattibile contro la Namibia, 52-8, quindi abbiamo vinto piuttosto nettamente. Gli avversari che avremo saranno più tosti, perché avremo fra un po' di giorni la Francia e la Nuova Zelanda. Obiettivamente arrivare tra le prime due e passare ai quarti la vedo piuttosto difficile. Per il rugby italiano certo. È un periodo un po' così, vedremo. Bene, io direi che è tutto per il momento. Andate a seguire, mi raccomando, la pagina YouTube. Vedete i link a sinistra, sono i link in alto a sinistra. Dovete mettere, ovviamente, mettere mi piace al video, seguire la pagina e attivare la campanellina, perché ogni volta che su YouTube carichiamo un video, verrete avvisati. Esatto. Quindi dirette ovviamente adesso solo su Facebook e poi ovviamente anche su YouTube. Benissimo. Però seguite qualsiasi account che volete. Su Instagram ovviamente la vedrete indifferita. Benissimo, è tutto da Massimiliano e da Enrico. Buona domenica e seguite Sportissimo Channel.